Ci sono i congiunti! Oltre 25.000 persone hanno bloccato il Ponte della Libertà a sostegno del popolo palestinese. I due cortei, uno partito dalla stazione di Mestre verso le 9:30 con circa 20.000 manifestanti, l'altro da Campo Santa Margherita a Venezia, si sono uniti a metà del ponte, chiuso al traffico a partire dalle 10. Una giornata definita storica per la città. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere due cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte, riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Lascia senza parole e credo che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina e al sistema che lo sostiene. Il corteo partito da Mestre ha visto la partecipazione della CGIL e dei sindacati di base, del coordinamento degli studenti medi, dell'Unione degli universitari, i comitati no inceneritore. Una manifestazione pacifica che non vuole assolutamente danneggiare la città, ma vuole bloccarla per fare in modo che non si resti più indifferenti, in silenzio, e che anche le istituzioni del nostro territorio prendano una posizione chiara. Non è il momento di parlare di equidistanza, serve in questo momento garantire non tanto l'esistenza giusta dello Stato di Israele, ma serve garantire la sopravvivenza del popolo palestinese. In testa al corteo i centri sociali veneziani, da Rivolta al Morion, con lo striscione Blocchiamo tutto, insieme al leader storico Luca Casarini. Numeri mai visti qui, almeno a mia memoria, io non ricordo numeri così neanche nei momenti più grandi, e quindi questo a testimoniare come questo sia un movimento davvero forte, davvero che si è sollevato, è una sollevazione. E questa somiglia alla marcia del sale, cioè sono quelle cose storiche che attraversano la storia umana, la storia nostra, e lasciano dei segni. Questo lascerà il segno perché è una cosa enorme. Con il Ponte della Libertà chiuso, inevitabili disagi al traffico con code in tangenziale nelle strade limitrofe fino al centro di Mestre. In tilt il trasporto pubblico locale che ha visto un'alta adesione allo sciopero. I due cortei si sono sciolti verso l'ora di pranzo. Che non ci si avventi mai, la metropoli alle